Anche perché è tornato a trovarci il mitico Marco Carta! Ciao Marti! Vieni Marcolino! Oh, non smetti di fare il grezzo. Ciao Marcolino! Ciao Massi, sono ammazza furriata, guarda. Cosa è successo? Boh, minchia, c'ho il callo girato oggi, non... Ma che bella che sta maglietta! Ti piace, Massi? Bella! Ne sono tornando adesso, guarda. Da dove? Guarda, sono andato a fare una sorpresa a William e Kate. A William. William! Ma sì, ascolta, leggi come scrivi, capito? Vabbè. Cioè, e quindi sono andato lì. Eri anche tu in Inghilterra? Sì, ma sono andato in Inghilterra perché E volevo... con chi sei andato? Allora, sono andato io, nonna, zio e un paio di cartine. Come due di Perché cartine? volevo cantare all'offertorio per la messa, capito? Ah, te l'ho chiamato per... Ma si chiama sì. E infatti siamo partiti, siamo arrivati lì e siamo andati, c'era una cosa, una scritta, ciurca. Ciurca. Sagrisi, ammazza, doveva essere. E gli ho detto, nonna, là c'è un granatiere di Sardegna, adesso chiediamo a lui. C'era questo qui con la cosa grande. Vabbè, le guardie inglesi. Le guardie quelle inglesi, con e gli la- ho detto, Eh. oh, dai che devo entrare, che devo cantare. E nonna deve, quando escono deve tagliare sarazza, capito? In chiesa. No, per lo scifono. E Ok, questo sì. Massi mi facevo, ma però a chi gli ho detto? E chiedeva a lui. Chiedeva, però sono Marco Carta da Pirri, l'hai capito? Ah, cioè, Dai che devo entrare a cantare, mi fa entrare. E lui niente. niente. A un certo punto mi so, la nonna dello sposo che stava passando, gli ho detto, oh no, dai, farmi Ma entrare. che la regina? La regina. Che siamo? È troppo toga, Massi. Era sfollata a Pirri in periodo di guerra. Anche capito? lei, Eia. ma dai, non ci credo. Eh. Ma dai. È toga. Toga, Massi. Eh. Devi vedere questa donna quando si mette a mangiare gamberoni con le mani, succia sta conchetta, sembra. Sembra Valerio Scano succiando bocconi, capito? Cioè, un Ma non paragone l'hai mai bellissimo. vista tu la regina, Massimo, dai. guarda che lei è una mia fan. Ma che li fa fare? Lei me l'ha detto uno di Pirri che fa il cameriere in una pizzeria a Londra, capito? E quindi ti ha fatto entrare in chiesa? No, Massimo, non ci hanno fatto entrare, allora io mi sono arrabbiato molto e gli ho detto, dai nonna, andiamo a Buckingham Palace, così almeno... A Palasa? Almeno per il ricevimento gli canto una canzoncina alla sposa, capito? Certo, e lì e quindi sei andato lì. Minchia, siamo andati lì, stavamo aspettando per entrare, gli arrivano tutte le carrozze con tutti quei cavalli, Massimo, Vrago, Bodescio, sembrava Via Zuni il giorno del Stato Rade Sant'Efisi, capito? Un odore brutto, nonna gli ha preso a cacciare, ma molto, stava cacciando, allora invece di entrare siamo andati a cercare roba di guardia medica, capito? L'avete trovata la Non guardia trovavamo la guardia medica, zio gli è venuta fame, siamo andati al Mac. Al Mac? A pranzo, al McDonald's, Eh. capito? Allora abbiamo preso roba là di panini, meno male facevano schifo, meno male che nonna si è portata una vaschettina di crema del Gerry, capito? Abbiamo buttato singaungiu, abbiamo messo la crema del Gerry, mangiato questa cosa spettacolare, guarda, veramente è bello. Adesso Massimo me ne Ma devo state andare. tornando, dove devi andare? No, sono tornato adesso che siamo venuti con la Ryanair, noi siamo scesi adesso, capito? con la Ryanair, Basta, abbiamo pagato 15 euro in 3. Dai. In piedi era fatta. Siamo rimasti in piedi e non l'abbiamo seduta nel bagno, capito? Ascolta, ma serate a breve, dai. Massimo, domani devo andare alla festa di Sant'Efisio a Pula. Ah, domani c'è serata. Domani devo cantare lì, devo Ah, cantare. domani Marco Carta a Pula, andate a vederlo. E mi devono mettere il posto di Sant'Efisio nel cocchio. Va bene. Grazie, Marco Ciao, Massi, Carta! ciao! Vai via!